Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carten, diretta dal Palacopron di Sestu. Grazie alle immagini di Francesca Sini per la sfida tra il Sestu Città Mediterranea e il Videoton Crema, valida per l'11ª giornata del campionato di Serie B di futsal. È iniziata la partita, lungo per Bringas che riesce ad agganciare, non a controllare di partenza, un 2 contro 2 con Maglietti con il mancino in diagonale, sblocca il match il Videoton Crema. Il gol di Michael Maglietti a fare 1-0 al Palacopron. 2-3 questa azione di portiere di movimento. Tocco di ritorno ancora per Nurchi che va da Bringas, col mancino la mette dentro, Sanna, porta vuota, non trova la conclusione, Cau in due tempi riesce a trovare il pareggio a 1:08 dalla fine del primo tempo. Torna in equilibrio il match con la rete di Andrea Cau. Moneto, spazio per andare all'1 contro 1, che se c'è il raddoppio passa comunque Moneto scarica per Bringas, cerca lo scavetto di Napoli, salva tutto, poi sulla respinta non riesce il tap-in. Dall'altra parte vediamo se c'è spazio per un'ultima occasione, ci prova Porcedu che colpisce il palo, che protesta per un eventuale fallo, qui arriva Bringas, il palo interno, Porcedu adesso a farla girare a quadrato con Martinelli in mezzo, pallone per Porcedu, la ricerca proprio del numero 6, attenzione perché la porta è vuota, non riesce a cambiare portiere Videoton Crema, non riesce ad affondare subito il Sestu, che però adesso può provare a costruire una buona azione d'attacco con Maglietti in porta, prova Cau che buca, infatti Maglietti firma la doppietta, l'ha ribaltata il Sestu Città Mediterranea con il suo numero 9. La Coppa Italia, mentre ci prova Casu, un altro palo colpito dal Sestu Città Mediterranea. Ci prova ancora Cau, un altro palo, suona la sirena, finisce 2-1 con la doppietta di Andrea Cau a regalare il successo al Sestu Città Mediterranea sul Videoton Crema e consolidare il secondo posto in classifica.